UFO ed extraterrestri sono opera del maligno. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di quanto rivelato dall'esorcista Don Giuseppe Tommaselli riguardo agli UFO e agli extraterrestri. Don Giuseppe Tommaselli è stato un sacerdote appartenente all'ordine dei Salesiani, è vissuto tra il 1902 e il 1989, è stato un esorcista taumaturgo, autore di moltissime opere e di molti opuscoli, molti dei quali si possono consultare gratuitamente su internet, in cui ha parlato di argomenti vari. Per quanto riguarda l'argomento UFO, è stato chiesto a Don Giuseppe Tommaselli. Da tempo, e particolarmente in questo tempo, si parla di dischi volanti e di persone extraterrestri che si mettono a contatto con noi della Terra. Lei, Don Giuseppe Tommaselli, che è anche un noto esorcista, cosa ne pensa? Penso che è un altro meraviglioso trucco di Satana, e vi rispondo con le sue stesse parole, poiché gli chiesi spiegazione in un esorcismo. Nel nome di Dio rispondi, come ti chiami? Astort. Ero prima un ufficiale delle schiere angeliche. I dischi volanti sono opera tua? No, sono frammenti di pianeti in dissoluzione che al contatto con l'atmosfera si dissolvono. Ci sono quelli che credono siano astronavi cosmiche popolate di persone extraterrestri. Ah, prete, non è così. Noi facciamo credere che sia così. Dunque, voi demoni approfittate del fenomeno delle uranoliti per invogliare gli uomini a mettersi in rapporto con voi, ed anche vi fate vedere prendendo forme umane strane ed evanescenti. Ebbene, cosa vuoi sapere? Rispondi. Siete voi ad apparire in forma umana e poi dite di essere uomini extraterrestri? Ah, prete, sì, siamo noi. Se gli uomini sapessero che siete voi demoni a presentarvi come extraterrestri, di certo non si metterebbero in comunicazione con voi. Essi sono quindi nell'ignoranza. Ci sono gli ignoranti e ci sono quelli che lo sanno. Rispondi ancora e basta, prete. Cosa mi dici quindi di tutti i fenomeni extraterrestri che sono stati catalogati come tali? È tutta opera mia, prete, vuoi capirlo o no? Ma adesso, prete, finiscila. Ma Don Giuseppe Tommaselli, sì, abbiamo sentito, queste sono state le risposte del demonio, ma non avrebbe potuto dire delle menzogne? Avrebbe voluto dirle, ma non poteva. Durante l'esorcismo la potenza sacerdotale lo domina. Infatti rispondeva sì, ma con rabbia e maledicendomi. Se il demonio sta agendo così nel mondo, avrà dei fini specifici. Certo, nel caso degli extraterrestri e dei loro messaggi, i fini sono far inorgoglire gli uomini che oggi si credono in grado di uscire dalla cerchia terrestre e di mettersi a contatto con esseri superiori vaganti nello spazio, fare dubitare o annullare quanto Dio ha rivelato riguardo agli uomini per mezzo della Bibbia, che è verità assoluta, screditare quanto insegna la Chiesa, maestra di verità, perché nei messaggi ricevuti dagli extraterrestri, che sono demoni, si dice non si presti fede a quanto insegna la Chiesa, perché essa ha travisato gli insegnamenti divini. Prima di chiudere l'esorcismo su esposto, il demonio soggiunse: siamo noi demoni che stiamo lavorando negli spazi, e questo è un segno del cielo. Prima che venga il castigo di Dio nel mondo, ci saranno ancora altri segni nel cielo. Non resta all'umanità che guardarsi dagli inganni diabolici, di quelli che si stanno verificando e di quelli che ancora la grande bestia potrà attuare.